Allora, io sono il docente di cucina del Serale, mi chiamo Gaetano Piazza e da 3 anni che partecipiamo al Sarduzza Fest e anche quest'anno abbiamo voluto dare l'occasione agli alunni, ai nostri alunni adulti del Serale. E noi come scuola comunque siamo sempre aperti al territorio, laddove c'è l'idea, la promozione dei nostri prodotti, veramente con piacere partecipiamo. In occasione della Sarduzza Fest abbiamo preparato questo piatto al quale abbiamo dato il nome di 1000 foglie di Sarduzza di Marinella di Selinunte. Per prepararlo abbiamo utilizzato i seguenti ingredienti: la sarduzza di Marinella di Selinunte, la cipolla di Partanna cotta in agrodolce, zeste di limone locali caramellate, per il crostino di pane abbiamo utilizzato la farina per ciasacchi molita a pietra, capperi di pantelleria, una doppia fonduta di canestrato siciliano, una l'abbiamo utilizzata in purezza, l'altra utilizzando lo zafferano e ricino. Poi per decori abbiamo messo dei fiori eduli. Per preparare la 1000 foglie di sarde di Selinunte occorre diliscare la sarda, lavarla per bene, asciugarla in carta assorbente, poi impanarla nella farina già precedentemente salata e friggerla nell'olio. Dopo aver fritto la sarduzza abbiamo preso una cipolla tagliata da uno spessore di mezzo centimetro circa, l'abbiamo fatta rosolare in padella utilizzando olio extravergine di oliva nocellare del Belice, abbiamo inserito i capperi di pantelleria, abbiamo aggiunto lo zucchero e finita la cottura con aceto di vino bianco. Dopo aver preparato la cipolla in agrodolce, ci dedichiamo alle zeste di limone e caramellarle in acqua e zucchero. Nel momento in cui verranno belle cristalline, si potranno adagiare su un foglio di carta da forno. Per fare il croccante di farina di perciasacchi con il sesamo abbiamo utilizzato la farina in purezza, abbiamo aggiunto l'acqua, il lievito, a fine impasto, dopo aver ottenuto un panetto liscio ed omogeneo, abbiamo inserito il sale, quindi l'abbiamo rimpastato nuovamente, messo successivamente a lievitare in forno spento con la sola luce a una temperatura di 25-28 gradi e abbiamo atteso la lievitazione per un paio d'ore. Dopo la lievitazione abbiamo preso l'impasto e poggiato su una spenatoia, reso sottile, quindi ottenendo una sfoglia di circa mezzo centimetro. Con un apposito coltellino abbiamo ricavato dei triangoli, l'abbiamo cosparso a due lati di acqua e immersi in questa preparazione di sesamo per fare, diciamo, la copertura esterna. Li abbiamo adagiati su uno stampo per ciambella capovolto per dare la forma della veletta, cucinati in forno a 180 gradi per 10 minuti circa. Ed infine, per quanto riguarda la fonduta, in un pentolino abbiamo riscaldato quasi al bollore del latte e abbiamo inserito il canestrato grattugiato, mantecato fuori dalla fiamma per un paio di minuti per far sì che il formaggio si potesse sciogliere interamente, rimesso sul fuoco, riportato nuovamente quasi al bollore e poi rimesso in una boule per farlo raffreddare. Al termine della preparazione delle zeste andremo ad immergere un petalo di cipolla nel vino Syrah, proprio per dargli un tocco di rosso. Avendo tutti gli ingredienti pronti, occorre adesso preparare la composizione del piatto. Questo è il nostro piatto ultimato, semplice, povero, ma comunque raffinato.